Amici di Sportisti, appassionati di calcio, ben trovati allo Stadio Lombardo di Casteltermini, di fronte Gemini e Villarosa, seconda gara del triangolare valido per la promozione dei playoff promozione del campionato di prima categoria. Partita fondamentale per entrambe le squadre, perché nel primo incontro, come ben sapete, c'è stata la vittoria dell'Accademia Trapani, trasmessa proprio dalle nostre telecamere, un 3-0 che non ha messo repliche e che ha messo in una situazione di difficoltà tanto il Villarosa quanto anche ovviamente il Gemini, che oggi non può sbagliare. La formazione biancorossa che va a tributare adesso l'applauso alla gente che è arrivata fino a Casteltermini, ovviamente un viaggio corto, non neanche troppi chilometri per la compagine biancorossa, che ricordo appunto è reduce dalla sconfitta per 3-0 Siamo pronti per il primo pallone di questa partita con la squadra di mister Folisi a giocare la prima palla dell'incontro. Primo colpo di scena è avvenuto prima dell'inizio della gara, con l'assenza da parte di Ilardi, portiere fondamentale per la sua squadra. Non ci sarà al suo posto Parabonomo, tanto direttore di gara che si sta sincerando di una situazione che riguarda Amico, l'estremo difensore del Villarosa. Sembra tutto ok, adesso possiamo partire con il primo pallone a disposizione del Villarosa. Villarosa che sta vivendo una stagione da sogno, una squadra che è arrivata adesso da capire, intanto già un bel po' di ritardo rispetto all'inizio previsto delle 17:30, ma adesso sembra tutto ok, probabilmente da verificare più che altro la situazione degli addetti al servizio d'ordine. Adesso forse ci siamo finalmente, e adesso si può partire col primo pallone di Gemini Villarosa. Il primo pallone giocato in avanti con l'intercetto, poi Mardi passa per vie centrali, l'arbitro ha fischiato, ha interrotto il gioco, uno scoppio vicino al guardalinee di destra. Direttore di gara che ha interrotto il gioco. Non vi sporgete. Problema per il guardalinee, dopo neanche un minuto, subito un colpo di scena. Non è neanche iniziata la partita che è iniziata in ritardo e che adesso vive un momento già di stop. Allora procedo con la lettura delle formazioni, partendo dal Gemini di mister Maggio, che schiera in porta appunto Bonomo, poi Mangiapane col numero 2, Zaccone col numero 3, Hader col numero 4, Reina col numero 5, Messineo con il numero 5, Messino col numero 6, Petruzzella col numero 7, Loguasso col numero 8, Messina col numero 9, Lio col numero 10, infine Corso col numero 11. Risponde il Villarosa con Amico in porta, Lodico col numero 19, Di Blasi col numero 3, Ferrara col numero 4, Mardi col numero 15, Capa col numero 7, Mangura col numero 9, Di Salvo col numero 8, Camarà col numero 13, Cocimano
con il numero 10 Cimino, col numero 14. Come detto è sorto il problema per Nino Elardi, che non importa. Tanto ancora problemi, il cronometro corre. E problemi per il guardaline. Ricordo che il direttore di gara è il signor Zangara, Rosario Zangara, della sezione arbitrale di Palermo. L'AIA Palermo non ha reso pubblica la designazione dei guardaline, quindi non possiamo identificare gli assistenti. Sembra tutto ok adesso, per fortuna per l'assistente. È arrivato anche un agente dei carabinieri a cercare di porre anche un po' la situazione sotto controllo, perché il petardo, o comunque qualunque cosa sia, è arrivato dagli spalti. E adesso ci sono Hader e Camara che si stanno chiarendo la palla. Secondo l'arbitro verrà scodellata adesso da Petruzzella e restituita al Villarosa. Si gioca finalmente con l'11 di Mister Folisi che attacca con Ferrara. Di Salvo perde palla, allora Hader può andare, si gira su se stesso, cerca luce per un passaggio, lo trova, per la palla scodellata verso l'area, l'anticipo di Mardi, poi prova ad allontanare Ferrara, contrastato da Messina. Ancora attacco vivo per il Gemini con il cross a cercare proprio Messina, spalla alla porta, non riesce a controllare, allora si riparte dal rinvio per Amico. Amico vuole la palla lunga, fa stringere i suoi compagni, la battuta verso il centro del campo. Camara colpisce di testa, la palla ancora gestita dal Gemini, con la palla che si perde in fallo laterale, rimessa però per il Villarosa. Pallone gestito da Ferrara, Di Salvo, lo dico, Camara può avanzare, la palla lungolinea sulla fascia per Cimino. Cimino perde il controllo del pallone che esce in fallo laterale. Il giro palla del Gemini con la palla intercettata però da Camara, pressato da Petruzzella che commette fallo secondo l'arbitro. Qui Bangura cerca e trova Cocimano fermato, poi ancora Cocimano a pressare, allora pallone allontanato da Mangiapane. Poi c'è il contrasto ancora Petruzzella, questa volta su Capa, calcio di punizione con Petruzzella che cerca di smorzare un po', il direttore di gara che cerca di smorzare un po' gli animi. Si rialza Camara proprio davanti alla nostra inquadratura. Di Salvo per il calcio di punizione, attende che il compagno si rialzi per andare alla battuta lunga dalle parti di Cocimano, fuori gioco segnalato dal direttore di gara. Calcio di punizione con la battuta lunga verso Messina, colpo di testa di Camara,
poi quello effettuato da Di Blasi, poi c'è il contrasto, va giù Cimino senza fallo secondo l'arbitro, va giù anche Messineo, poi allontana la minaccia Zaccone, Bangura, Camarà, Di Blasi, Mardi, pallone per Camarà anticipato, anzi era Caba, Di Salvo, adesso Camarà fa passare ma la perde, allora può spingere la ripartenza il Gemini, ma la palla finisce lunga, cerca di raggiungerlo ma senza successo, allora rimessa per Mardi, palla in avanti, intercetta Reina, poi Di Salvo può avanzare, il tocco per Cimino, tutto largo a destra, Cimino converge, cerca di cambiare fronte alla ricerca di Caba, palla irraggiungibile per il numero 7 bianco-blu, allora Mangiapane con il tocco per Messineo, ancora Mangiapane, va a lungo, cerca Messina, colpo di testa, forse travolto Messina, tutto ok secondo l'arbitro, Bangura prova a farsi spazio, la perde però, allora Reina pressato, palla per Petruzzella che cerca di scavalcare verso Hader anticipato, Messina scivolando non riesce a giocarla, Camarà allarga su Cimino che può prendere la superiorità numerica perché gli sovrappone davanti Cocimano, conclusione deviata, Bonomo c'è, fa salire i compagni, Bonomo, palla battuta lunga, lo dico, in qualche modo la tocca, ma così facendo innesca Lio con il lancio verso Messina, il controllo di Messina chiude Mardi e c'è il primo calcio d'angolo della partita, sarà per il Gemini. La battuta Hader con la palla che spiove, colpo di testa di Di Blasi, Mardi prova a spingere la ripartenza del Villarosa, palla a scavalcare che però non trova compagni da servire, allora altro lancio per Hader, posizione regolare, la tiene in campo il numero 4, Hader con il cross al centro, Amico la tiene lì e la fa sua, palla già giocata a centrocampo, Di Salvo, Ferrara, Di Salvo, la battuta in avanti a cercare Cocimano, colpo di testa da parte di Messineo per il portiere Bonomo, subito Mangiapane, innescato dall'estremo difensore biancorosso, Hader, controllo, si gira, va verso Corso, il tocco su Hader, la chiusura, poi Hader vince il rimpallo, l'ultimo tocco è il suo, dal fondo Amico, mentre l'altra defezione rispetto all'11, almeno quello annunciato dal Gemini, è quello di Loguasto, la maglia numero 8, tanto Amico, colpo di testa di Camarà, poi prova ad arrivare ancora e ci riesce, anticipo su Cocimano per ancora Camarà, per Di Salvo che alza il campanile verso il suo numero 10 che commette fallo su Mangiapane, calcio di punizione la battuta di Mangiapane lunga, troppo lunga per tutti, Amico la fa scendere, la controlla Ferrara, Mardi aggira Petruzzella, tocca per Bangura che prova a prendere campo, Bangura contrastato, riesce a tenerla in qualche modo, ancora Bangura, Mardi,
l'intervento di Mangiapane, poi di testa Camarà in qualche modo, Camarà, Cocimano, il tocco per Capa che cerca di andare via a Mangiapane, mette al centro il pallone Capa, il controllo di Bangura a centro area, pallone allontanato da Lio, ma insiste il Villarosa con Lodico Cali per il cross, poi decide di passare da Cimino, c'è forse un fallo ai suoi danni nel tentativo di uscire, allora Cimino va da solo, lo scambio con Cocimano che funziona, Cimino a tu per tu con Bolono, Cimino! Vantaggio Villarosa, all'improvviso la prima giocata è quella buona e Cimino mette a segno il gol dell'1-0, è scaduto il 10° minuto in questo istante e passa avanti la squadra di Folisi. Gol di Cimino su una triangolazione perfetta con Cocimano e dunque cambia il parziale a Casteltermini con la squadra ospite che passa in vantaggio, e questo sicuramente non è un buon viatico per gli uomini di Mister Maggio, che adesso devono ripartire, devono mettere a segno una vera e propria impresa per restare in corsa per questa qualificazione. Qui intanto Caba, l'intervento su Corso che mantiene il possesso, Petruzzella prova a passare, Petruzzella, ingresso in area, Petruzzella il tiro! Da parte di Kader il salvataggio in calcio d'angolo provvidenziale da parte di Ferrara, subito chance per il pareggio del Gemini. La battuta del calcio d'angolo, colpo di testa di Camara, poi Cocimano, il contrasto di Corso che recupera palla senza commettere fallo, poi viene raddoppiato e fermato, e allora Villarosa che prova a trasformare l'azione da difensiva a offensiva con Mardi, fermato. Attenzione perché c'è un po' di tensione. Un po' di tensione in campo. C'è un capannello di giocatori. Direttore di gara che chiama Petruzzella e Mardi. Mardi che può battere il fallo laterale, pallone che arriva, il colpo di testa da parte di Bangura che non trova compagni, e allora Kader, Corso dribbla verso il centro, il tocco che poi favorisce anche l'intervento di Reina. Mangiapane deve inseguire il pallone all'indietro, il lancio con il controllo senza problemi di Amico. Un po' di sana elettricità che ci sta in partite di questo tipo, con Mardi colpito da Capitan Messineo. Qui intanto lo dico con il tacco Di Salvo, prova a girarla, c'è Camarà che arriva, poi lo dico lungolinea, Cimino non può arrivare anche perché non parte, e allora la lascia uscire Zaccone per la palla giocata dal Gemini con il lancio verso Kader che controlla Messina, il tocco per Petruzzella che allarga Mangiapane. Corso, lungolinea per la corsa di Ader che tocca male, e Amico può uscire senza alcun problema. Passa lì dei suoi compagni, Amico con la palla che adesso passa per vie centrali, recupera Petruzzella che sbaglia, il tocco per Hader che si arrabbia.
E allora Amico può andare al rinvio lungo. Mardi Di Salvo prova a mettere ordine, poi la palla giocata per Cocimano, colpo di testa a chiudere. Reina prova a passare per via centrali, Lio viene fermato da Bangura che scambia con Toni Lodico. Camarà, poi Lodico, Bangura, chiudono ancora il triangolo. Cimino, Bangura, Cimino, Camarà, perde il contrasto con Petruzzella, tanti errori in mezzo al campo da una parte e dall'altra. Petruzzella, tocco per Mangiapane, Mangiapane converge, scarica indietro con Messineo e con Zaccone che va al lancio lungo, colpo di testa da parte di Lio, quello di Blasi, poi Petruzzella anticipato dalle lunghe leve di Camarà, poi Bangura prova a passare, viene fermato con Mangiapane che va a lungo, lo dico, il controllo col piattone, poi prova a tagliargli la strada Lio, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore del Villarosa. 18 minuti qui al Lombardo di Casteltermini, il punteggio lo vedete, premia la squadra di mister Folisi per 1-0, il gol segnato dopo 12 minuti da Cimino. Oggi ricordiamo manca Cordaro nel Villarosa che ritrova in panchina proprio mister Folisi. Intanto conclusione bloccata da Bonomo, il tiro di Bangura il rinvio di Bonomo, colpo di testa di Di Blasi che complica la vita a Mardi, ancora Mardi a contrasto con Corso, Corso la tiene, viene fermato da Camarà, fallo laterale per il Gemini che prova a riaffacciarsi in avanti, anche se qui Camarà anticipa Petruzzella, cerca di passare ma il numero 7 ha la meglio, anche con un po' di astuzia. Attenzione qui allo spazio per il tiro, ribattuto, poi ancora Bangura commette fallo. Punizione per il Gemini quando siamo nel corso del 20°. Sul pallone si porta Reina. Conta i passi Reina, 4 in barriera per Amico. Il 20° che a breve scadrà. Amico vuole vedere partire il pallone, l'arbitro fischia, Reina a giro sopra la barriera. Si perde questo tentativo con Amico che riceve il pallone. Ferrara, il lancio, il controllo di Mangiapane, poi Petruzzella, attacco soprattutto da questa parte, il Gemini qui Kader prova a innescare la corsa, Corso fermato in maniera regolare da Mardi, poi rimessa per il Villarosa dopo il tocco proprio di Petruzzella. Mardi, il controllo, poi Di Salvo, la chiusura, poi c'è forse un altro fallo, l'arbitro lascia giocare e allora Cocimano su Cimino. Cimino può andare, Cimino converge, poi prova a saltare un avversario, vince il rimpallo, Cimino in area, chiuso dall'intervento di Capitan Messineo che poi prova a portare a spasso il pallone prima del rinvio da parte di Zaccone. Lio fermato da Camarà, tutto ok secondo l'arbitro Cocimano, il fallo. Punizione, fallo di Reina ai danni di Cocimano, poi ancora un po' di tensione.
Calcio di punizione dunque per il Villarosa con Di Salvo. Pallone scodellato verso la fascia sinistra, non la tiene in campo Capa, anzi sì, Capa può andare allora. Bangura si scontra con Cocimano, Cocimano prova a passare, alla fine recupera il pallone Messineo, Hader, Petruzzella, palla calciata in avanti, Messina con la sponda aerea che cade dalle parti di Mardi, poi Di Salvo, ancora Di Salvo a cercare di gestirla, allontana Di Blasi, e allora attenzione a Capa, Capa può andare contro Mangiapane, sempre Capa, lo scarico, Bangura sinistro, alto. Tanti contatti al limite. C'è anche un po' di tensione tra le due panchine. Il direttore di gara che probabilmente andrà a richiamare all'ordine sia mister Folisi sia mister Maggio. Tutto ok adesso per il direttore di gara, si riparte dal fondo, si riparte da Bonomo che ha messo in movimento Zaccone, la battuta, Messina ha scavalcato, sfiora Camara, provvedessa che agevola l'intervento di Amico. La battuta lunga, ancora a vuoto tutti, poi sfiora Cimino, la palla calciata in avanti da Reina, prova ad arrivare Messina ma c'è Amico in uscita. Amico che lamenta un'entrata di Messina, ora va a rinvio, colpo di testa di Messineo, poi Mardi scavalcato e allora può ripartire Corso che tiene il pallone in campo, a quel punto Mardi rientra, commette fallo a giudizio del direttore di gara, è giallo per Mardi, primo ammonito della partita. Dunque occhio a questo calcio di punizione per il Gemini con Hader sul punto di battuta. C'è il fischio dell'arbitro per la punizione di Hader, il colpo di testa a mettere fuori, poi ancora Petruzzella che ci prova, altro pallone che rimane lì, Amico la tiene, altra occasione, forse la prima vera occasione dopo il gol da parte della Gemini. E Amico che ha già messo in movimento Di Blasi, pallone che arriva dalle parti di Camarà, poi altro tocco in avanti verso Hader, Hader fermato da Bangura, poi il contrasto con Cimino vinto, arriva Cocimano che la tiene, Cimino, Bangura, ancora lo scambio prolungato da quella parte davanti alla panchina del Gemini, poi Camara perde palla, Petruzzella, poi l'arbitro lascia giocare questa trattenuta dello stesso Petruzzella su Bangura. Messineo calcia male, allora Camara intercetta il pallone,
il giocatore del Gemini. Allora fallo laterale per il Villarosa. Di Salvo cambia gioco, lo fa in maniera non perfetta su Mardi che deve indietreggiare. Di Blasi, Ferrara, arriva adesso il pressing, Ferrara lo aggira facilmente e tocca su Di Salvo. Bangura, Di Blasi, Mardi con il lancio, la palla controllata dai difensori del Gemini. Poi Hader, può avanzare Hader, la palla a scavalcare verso Corso, la copertura da parte di Blasi. Allora fallo laterale, fallo di fondo per il Villarosa. Amico che decide di andare lungo questa volta, cercando Caba che controlla, sempre Caba, evita il primo ma non il secondo avversario. Poi Mardi con il tocco ancora dalle parti di Camarà, poi non riesce a gestirla Cocimano. Allora riparte il Gemini con Zaccone, lancio in profondità, colpo di testa da parte di Ferrara, poi Camarà arriva per primo. Pallone intercettato ancora sui piedi di Camarà che cerca di dribblare Lio, va a lanciare su Cimino, prova a prendere campo l'autore del gol che per il momento decide la partita. Poi la palla toccata per Bangura, poi il tentativo deviato, per poco non diventa buono per Caba, ma è calcio d'angolo per il Villarosa. Andrà Di Salvo dalla bandierina mentre ci avviciniamo alla mezz'ora. La battuta del corner di Salvo, la palla che spiove a vuoto qui Bonomo, a vuoto tutti per sua fortuna. Si ripartirà dal fondo. Alla battuta dal fondo Bonomo, arriva in qualche modo Caba, poi Mardi di testa dove non ci sono compagni. Allora Corso passa dal centro, Messina riesce a resistere, poi la perde, subentra Petruzzella ma Bangura lo anticipa. Caba avanza, viene fermato dall'intervento di Mangiapane. Gemini che prova a spingere, poi il passaggio sbagliato verso Lio che prova a pressare lo dico costretto a metterla in fallo laterale. Mezz'ora superata, 1-0 Villarosa, risultato che di fatto chiuderebbe i giochi per il Gemini. Tanto c'è un fallo e c'è un calcio di punizione. Ancora tensione tra le due squadre. Situazione un po' tesa. È già la seconda volta che l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Ricordo che il gioco è stato fermo per almeno 3-4 minuti per un petardo, comunque qualcosa di questo tipo esploso vicino al guardalinee che agisce proprio sotto la nostra postazione. Quindi sicuramente ci sarà un ampio recupero. La battuta in avanti, colpo di testa da parte di Zaccone, poi Lio dimentica la palla. Bangura, Di Salvo,
poi Di Salvo perde palla Cocimano, allora può ripartire, anzi si trattava di Cimino, può ripartire il Gemini. Hader che si è spostato su quest'altro fronte a sinistra, Bangura con l'anticipo su Reina, allora prova a ripartire il Villarosa con Bangura trattenuto, allora riparte da Cimino. Camarà non viene pressato, allora spazio per aprire dalle parti di Caba. Caba va al rimpallo che lo favorisce, poi prova a dribblare Mangiapane che lo ferma, sarà fallo laterale per il Gemini. Altro fallo laterale, questa volta per il Villarosa con Mardi. Colpo di testa, poi Messina può toccare ancora per Hader, fermato da Ferrara. Allora il fallo laterale con la battuta in avanti di Mangiapane, Amico in uscita. Il fallo fischiato contro Messina. E la battuta da parte di Amico verso il centrocampo colpisce Lio. Messina, ancora Lio superato dal pallone, c'è però ancora il Gemini che attacca, colpo di testa di Ferrara, poi Bangura, Camara recuperato da Lio che gli sratica il pallone, poi ancora Lio a tenerla in mezzo a due, Di Salvo alla meglio, poi c'è il fallo e la punizione Camarà allarga il colpo di testa di Zaccone e può provare a ripartire il Gemini ancora dai suoi difensori, ancora dal suo numero 3. Messineo, la battuta lunga a cercare a trovare Lio che sbaglia il tocco. Camarà, Cocimano la allarga sulla destra per Cimino che ha spazio. Cimino passa dal centro, ancora Cocimano, il tacco per Capa, l'1 contro 1 di Capa contro Mangiapane, si defila Capa, mette al centro, c'è la deviazione, calcio d'angolo. E Di Salvo che andrà a battere dalla bandierina. La battuta, colpo di testa di Messina, poi attenzione al tentativo, al volo! E il gol del 2-0, ancora Cimino con una battuta imprevedibile che vale lo 0-2 in favore del Villarosa. Questa volta è una perla da parte di Cimino, raddoppia il Villarosa al minuto 36. Dunque raddoppia la squadra di Mister Folisi allo scoccare del 36esimo, ancora Cimino a fare male alla difesa della Gemini e adesso tutto da ricostruire, tutto da rifare e forse anche un po' di acqua alla gola per la squadra guidata da Mister Maggio. Colpo di testa di Ferrara, poi Mangiapane prova a mettere giù, allarga su Petruzzella
Petruzzella ha problemi a girarsi, evita Bangura, poi ancora viene fermato a Camara. Allora attenzione, perché adesso ci sono gli spazi per la ripartenza del Villarosa con il tocco per Camara troppo lungo. Questa volta Cimino sbaglia, chiede scusa al compagno di squadra. 37 minuti già passati. Il lancio in avanti verso Messina, colpo di testa di Di Blasi, Di Salvo, Camara, di prima Cocimano allarga su Cimino che prova ad andare ancora, sovrappone, lo dico, c'è però la chiusura. Intanto c'è la fuga da parte di Lio. Lio può andare, Ader accanto a lui, Ader guarda la porta, va al tiro! Ader accorcia le distanze e il Gemini è ancora vivo grazie al suo giocatore di maggiore estro che trova il punto giusto per battere Amico. E allora c'è ancora una partita qui a Casteltermini. 1 Villarosa 2, ha segnato Ader. Forza ragazzi! E dunque partita ancora aperta e possibilità ancora vive per il Gemini, che non ha subito dal punto di vista psicologico la botta dello 0-2, è arrivato praticamente all'improvviso, ma adesso si deve difendere. Caba, ubriaca Corso, prova a passare su Mangiapane, si ripartirà dal fondo, si ripartirà da Bonomo, prova ad accendersi anche il pubblico di fede biancorossa. La battuta, Corso fermato, poi l'intervento ai danni di Cava con Mangiapane che mette in fallo laterale. La rimessa per Mardi, controlla Bangura, ancora Mardi chiuso. Con le mani il numero 15, il terzino sinistro del Villarosa, Cocimano, tocca per Bangura che non riesce a passare in mezzo a tre, allontana Mangiapane, sui piedi però di Di Salvo che sbaglia a sua volta. Messina, poi il tocco in avanti di Mangiapane, Ader anticipato da Di Blasi, poi ancora il numero 3 del Villarosa a chiudere. Fallo laterale guadagnato dalla squadra di casa. Ader riesce a tenere il pallone, sarà calcio d'angolo. Qui cerchiamo di capire il motivo per cui intanto colpo di testa di Camara, tentativo di Reina, ancora Gemini che riparte. Qui un giorno ci spiegheranno perché affacciarsi in questo modo per vedere l'azione, visto che si vede perfettamente senza sporgersi e senza ostruire le immagini. Piccola nota, vista le difficoltà anche nel raccontarvi l'azione. Amico passa dal centro, trova Di Salvo, poi lo dico con la scivolata, perde palla però il Villarosa e c'è ancora calcio d'angolo. Sta provando a salire di tono la squadra di Mister Maggio. Con il calcio d'angolo affidato ancora ad Ader, pallone che spiove, colpo di testa di Capa, sarà corner da quest'altra parte, con annesse difficoltà nel racconto. 41 minuti scaduti, 4 più recupero, inutile dire che di recupero ce ne sarà anche abbastanza, vista l'interruzione dei primi secondi di partita. Qui la palla allargata su Ader che non può controllare, anzi la Mangiapane. Rimessa per Mardi, Di Salvo con Ader sempre più sul pezzo, il numero 4 del Gemini che adesso prova a spingere
evitato Mardi che anche già gravato di ammonizione, c'è il tocco e c'è praticamente il terzo calcio d'angolo consecutivo per il Gemini. E allora è ancora Ader a battere dalla bandierina. La battuta verso l'area di rigore del po' di testa! Messina! Il pareggio del Gemini che l'ha ripresa subito nel giro di pochi minuti da 2-0 a 2-2. Segna Messina e parità. Sta segnando la Messina! E dunque, a poco più di un minuto dalla fine del primo tempo, mentre qui Cocimano esagera, si riparte dal fondo con il Gemini che ha rimontato nel giro di 4 minuti dal 38esimo al 42esimo, prima con la giocata di Hader, col tiro da fuori di Hader, poi col colpo di testa di Messina che adesso viene redarguito dal signor Zangara. E adesso Gemini che cercherà di giocarsi la partita, perché solo vincendo può tenere vive le speranze. Intanto fuori gioco di Cocimano. Direttore di gara che ha il suo bel da fare, primo tempo elettrico qui a Casteltermini. La palla battuta in avanti, il tocco per Corso può andare, Mardi con ottima scelta di tempo e può anche spingere la ripartenza. Va Mardi con la palla lunga, Cocimano con la sponda, Bangura può avanzare, tocco per Cimino, palla sul sinistro, Cimino converge, ancora Cimino, zona tiro, Bangura, la palla è per lui, tiro respinto da Cava, non era fuori gioco, allora Bangura prova a calciare di nuovo, svirgolando trova Cimino, posizione regolare anche per lui, Cimino, il dribbling va giù, si deve rialzare, tutto ok per l'arbitro, anche qualche occhiataccia dei suoi avversari. Lio, il tocco centrale per Messina che è venuto a prendere palla incontro, ancora Messina che resiste, qui vedete troppe teste, sarà difficile, sarà molto difficile. Intanto attenzione a Cava, posizione regolare, l'intervento da parte di Messineo decisivo. Ancora un po' di tensione a terra Cava. Il direttore di gara che richiama la panchina del Villarosa. Niente, allarme rientrato, si è rialzato Cava. La battuta di Mardi con lo scambio con Cava, il cross di Mardi, altro fallo laterale.
Siamo già 1 minuto e mezzo oltre il 45esimo, direttore di gara che non credo che abbia segnalato il recupero. In ogni caso, ripeto, almeno 5 minuti per via dell'interruzione. Ricordo, dopo 40 secondi un petardo, comunque un botto ha stordito il guardalinee, l'autotribuna. Colpo di testa intanto per ancora Mardi. Gemini che recupera il pallone con il tocco per Petruzzella. Scarico su Mangiapane. Messineo. Palla in avanti, cercato Lio, sovrastato però da Ferrara. Poi Cimino prova a far correre Bangura e in vantaggio Messineo che si rifugia in fallo laterale. Lo dico. Scavalca verso Cocimano che prova a passare su Messineo. Ancora Cocimano, portato fuori dal capitano del Gemini, cerca di liberarsi Cocimano, la finta, poi viene fermato. Il tocco adesso per Lio, fischia l'arbitro che pone fine al primo tempo. 2-2 tra Gemini e Villarosa, un primo tempo molto divertente con la doppietta da parte di Cimino da una parte e poi le reti di Hader e di Messina per portare il punteggio sul 2-2. Intanto c'è ancora un pizzico di tensione all'uscita delle due squadre dal terreno di gioco. Appuntamento alla ripresa.
No, devo... Un'informazione, la distinta completa vostra? No, non ce l'ho, ora Va bene. Up. Sta per iniziare il secondo tempo qui dal Lombardo di Casteltermini 2-2, come vedete in sovraimpressione, come adesso vedete anche in alto nei vostri schermi, con il Gemini che era andato sotto di 2 gol con la doppietta di Cimino, ha recuperato con la botta dalla distanza di Kader e con il colpo di testa del pareggio firmato da Messina. Guardaline che stanno per riprendere il centro del campo. Ricordo che nella prima gara di questo triangolare l'Accademia Trapani ha vinto per 3-0 proprio contro il Gemini, e domenica a Villarosa andrà proprio la squadra trapanese. Un solo cartellino nel corso del primo tempo, quello rivolto a Mardi, direttore di gara, che sta per dare il segnale di avvio della ripresa. Palla al Gemini, fischia l'arbitro, riprende Gemini. Villarosa con il pallone recuperato da Camara, il tocco sotto con la palla toccata, tenuta in campo adesso dal Gemini, che ricomincia da Zaccone. Lancio lungo, Messina cerca la sponda, non la trova, poi spazza via Ferrara, controllo di Mangiapane,
Mangiapane con il tocco per Hader che però sbaglia. E allora Kaba che è passato a destra. Bangura. Camara. Ancora Camara. Il tocco largo. Mentre qui ancora. Da qui in poi diventa radiocronaca su questa fascia. Chissà che non riusciamo a vedere nulla. Calcio d'angolo, presumo, per il Villarosa. Il calcio d'angolo di Salvo, la palla che arriva sul primo palo allontanata da Mangiapane. E allora prova ad uscire, palla al piede il Gemini, ma è bravo Capa a recuperare. Capa può avanzare, il cross corto sul primo palo, allontana Messineo, sui piedi di Bangura. Bangura al centro, ancora per il tiro deviato, forse addirittura da Camara. E il Villarosa che recupera di nuovo palla. Mardi evita il primo avversario, poi cerca questo tiro liberatorio quasi. Bonomo lo lascia scorrere quasi con eccessiva scioltezza. Battuta lunga di Mangiapane. Colpo di testa di Blasi su Bangura. Mardi. Il tocco per Cocimano. Sovrappone Mardi, palla allargata su Cimino. Vediamo cosa inventa. Cimino contro Zaccone. Palla che passa al centro. Bangura all'indietro per Camara. Il destro da dimenticare. Il pubblico di Casteltermini, naturalmente pubblico che viene da San Giovanni Gemini a spingere la propria squadra. La battuta lunga da parte di Bonomo, poi il controllo e la girata di Lio, allontana Lodico, palla che rimbalza a centrocampo, nessuno gli si fa incontro, colpo di testa di Reina, poi Messina, Lio scavalcato dal pallone, viene però aiutato dal compagno, saltato ancora, c'è la giocata con la corsa sulla sinistra di Lio, Lio va sul fondo, non c'è nulla secondo l'arbitro, il presunto contatto con Bangura che fa insorgere il pubblico di Fate Biancorosse, è rimasto tra l'altro giù proprio Lio, mentre corre dall'altra parte Cocimano. Cocimano, il tiro, traversa! Poi Cimino in fuorigioco, ma occasione gigante per il Villarosa. Intanto c'è stata un'ammonizione, se ho visto bene. Sì, una botta da parte di Cocimano sulla traversa, mentre i giocatori del Gemini, anche il pubblico, protestavano per il mancato fallo in favore di Lio. Qui l'arbitro fischia perché il gioco è ripreso senza il suo fischio. Arriva adesso la battuta, il colpo di testa di Messina. Lio costretto a defilarsi. Ancora Lio, serie di finte. Cerca il tocco per Hader che non arriva. È Amico a far sul pallone. Va a rinviare dal fondo il giovane portiere del Villarosa. Palla battuta a vuoto Capa, la palla diventa buona per Cimino, ancora Capa che tocca centrale di Salvo. Bangura di Salvo, Mardi anticipato, allunga la falcata Corso prova ad andare sulla destra, lo ferma Di Blasi, fallo laterale in zona d'attacco per il Gemini. Palla rimessa da Petruzzella, Mardi riesce anche ad allontanare, Bangura non la tiene in campo però. Qui c'è il fuorigioco
da parte di Corso. Tanto cambio nel Gemini. Dovrebbe essere entrato Centinaro. La battuta lunga. Si fa scavalcare Mangiapane, poi Messineo direttamente in fallo laterale. E se abbiamo il corretto ordine numerico, il numero 18 dovrebbe essere proprio Centinaro. Intanto la palla se ne va oltre la linea laterale, rimessa da quest'altra parte per il Gemini con Hader. Messineo, battuta lunga, Messina, il calcio di punizione, poi c'è stata un'entrata di Lodico. Calcio di punizione con Hader che va a battere pallone verso l'area di rigore, Amico smanaccia. Calcio di punizione per il Villarosa, scontro ad alta quota tra Amico e, se non ho visto male, Messineo, almeno sembra avere la fascia da capitano, quindi si trattava proprio di Messineo. A terra entrambi, ma in buone condizioni, almeno così sembra, almeno abbastanza per ripartire. Signora, tempo! Si è rialzato anche Amico, punizione Villarosa. Tanto il direttore di gara, che ha invitato un giocatore della panchina del Gemini seduto a indossare la casacca. Caba allarga su Cimino. Cimino col tocco, Lodico, Camarà con la palla ancora buona, sempre per Cimino, poi in avanti per Capa che non può arrivare. Hader, Zaccone, si trascina il pallone oltre la linea laterale, non c'è il contatto falloso da parte di Camarà e allora rimessa per Lodico. Di Salvo, il lancio per Cocimano, il tiro di Cocimano e il volo di Bonomo a mettere il pallone in fallo laterale, ancora Cocimano vicino al gol. Bangurà contro Mangiapane, la palla viene controllata da Hader che rischia qualcosa, ma poi con la sua solita maestria riesce ad uscire dalla situazione complicata. Allora Zeus con il lancio verso Lio, gran controllo, e allora può andare Lio con la palla in verticale a cercare Centinaro, che però non arriva. Prova ad uscire palla al piede, lo dico, che riesce a giocarla su Cocimano, colpo di testa a mettere fuori, fallo laterale per il Villarosa in zona d'attacco.
Qui intanto va giù Camarà e l'arbitro fischia. Punizione Villarosa. Se ne sono andati i primi 10 minuti, quasi 11 in realtà. Ricordo che passano le due migliori di questo triangolare, quindi nel caso in cui il Gemini non dovesse vincere, intanto attenzione alla conclusione di Camarà che scivola, se il Gemini non dovesse vincere dovrebbe sperare in una vittoria con ampio scarto, con almeno 3 gol di scarto dell'Accademia anche al Comunale di Villarosa tra 4 giorni, ricordo sempre in diretta su Sportisili. Qui intanto Mardi col recupero del pallone può correre il terzino, Cocimano gira attorno al pallone, poi Hader, qui recupera palla Camarà che allunga la falcata per tenerla, ancora Camarà, vince un rimpallo fronte alla porta Camarà, cerca di aprire, poi Bangura, serie di rimpalli strani, poi quasi si scontrano Caba e Cimino, alla fine non ne viene fuori niente di buono per il Villarosa che perde palla. Messineo, il lancio per la corsa di Centinaro fermato da Ferrara, poi la tiene in campo Lio che evita il numero 4 avversario, che la giocata di Lio che sta provando a entrare in partita, evitato anche lo dico, la palla messa in mezzo, non c'è nessuno sul primo palo, ma arriva sul secondo il tiro, e Amico su Corso che è arrivato forse con il passo lungo, fatto sta che spreca una grande occasione il Gemini. La battuta di Amico questa volta è lunga, colpo di testa di Mangiapane su Mardi, ancora Mardi, disorienta un avversario, poi cerca di tenere il pallone, sempre Mardi, non trova compagni a servire, poi riesce a passare in qualche modo, Hader lo ferma e prova a ripartire, sulle sue tracce c'è Bangura, resiste Hader, l'arbitro lascia giocare Bangura, prova a passare, lo ferma, Mangiapane ma ancora Camarà fermato da Zeus, allora cerca di uscire, palla al piede, il numero 17 che prende, ricordo, nell'11 iniziale il posto di Loguasto, anche se forse l'assenza più importante in casa Gemini, almeno rispetto agli annunci del prepartita, è quella di Nino Ilardi, sostituito da Bonomo tra i pali. Con le mani proprio Zeus, il controllo di Lio questa volta non è perfetto, la tiene comunque in campo Lio, Zeus, Hader alleggerisce su Capitan Messineo, Mangiapane, controllo di corso non è granché, Mardi lo ferma e allora può provare a partire Bangura che non ha potuto servire Cocimano perché era in fuorigioco, ora in posizione regolare e può lanciare dall'altra parte Cimino si invola, Bonomo davanti a lui, Cimino dribbla il portiere, Cimino è però defilato, ancora Cimino, lo scarico, Caba con la deviazione decisiva da parte di Zaccone, e allora attenzione alla ripartenza dall'altra parte, squadre che si allungano, spettacolo che le può giovare, Centinaro quando era l'1 contro 1, Centinaro riesce a passare al centro dove c'è Petruzzella che perde la maniglia, Caba fermato da Zaccone che va giù, fallo. Mangiapane, Centinaro, tocco per Hader, arrivano anche i fumogeni a rendere ancora più calda, ancora più avvolgente l'atmosfera qui allo stadio Lombardo. Mardi, altra chiusura, poi non riesce però a passare, interviene Mangiapane col break, palla lunga per Centinaro che è fuori gioco di Centinaro e cambi, sono ben 2 per il Gemini.
sta per entrare Longo. Esce anche Corso. La battuta corta per Lodico, poi Cava. Palla direttamente in tribuna. Rimessa oltre la metà campo, quindi Zaccone. La gioca su Hader. Messineo ricomincia da Mangiapane. Mangiapane opta per il lancio lungo. Palla che arriva dalle parti di Ferrara che colpisce. Poi ancora il Gemini che gestisce, sempre Mangiapane, questa volta gioca corto, prende quasi in controtempo il compagno che gliela restituisce, ancora Mangiapane, scodella per solare il pallone, cercato Messina che controlla col ginocchio, poi Cava calcia via. Cimino affrontato a Zaccone, calcio di punizione. Ancora Hader, è entrato adesso Zeus, alla battuta Lodico, 17:30 nel secondo tempo. Qui intanto recupera palla il Villarosa, Cimino fa correre Cava, Cava va sul fondo, palla recuperata da Messineo, ancora una volta da lì, in quell'angolo diventa più radiocronaca che cronaca perché non vediamo nulla. Intanto l'entrata di Camarà sul pallone, insorge il pubblico di Castel Termini. Cocimano, Bangurà prova a girarsi, scarica su Cocimano, fuori gioco. Veramente incredibile come, nonostante una tribuna accogliente come quella di Castel Termini, vabbè. Hader, ancora il dribbling, poi Zaccone cerca la giocata per vie centrali, Lio non la trova, allora Di Salvo gira attorno al pallone, evita Centinaro, Camara, Cava, Di Salvo, Camara, Cimino, fa correre Cava, il cross deviato, calcio d'angolo. Cerchiamo di capire chi batte il calcio d'angolo, sembra essere Bangura, ci sporgiamo anche noi per vederlo. Tanto c'è stato un altro cambio nel Gemini, non inquadrato. Calcio d'angolo per Bangura. Palla che spiove in mezzo, allontanato, poi cerca di girarla Di Blasi, Ferrara di testa in fuorigioco.
Tanto Bonomo, crampi per lui. Hader con il lancio, che non vuole perdere tempo col suo portiere con i crampi. Vediamo sotto la Spagna, vai, Leggio. Zaccone con le mani. La palla è per Lio. Si ribatte, non è entrata. Si ribatte. Che Allora non è rimessa, entrata. come potete sentire al mio fianco si ribatte, non è entrata. Ah, Mauricio! Si ribatte la rimessa. Chiama Fabio. Zaccone con le mani, l'anticipo di Cimino, poi Cocimano con l'anticipo di Petruzzella. In avanti chiude Mardi. Di Salvo. Bangura. Può avanzare. Messineo lo chiude, va a sbattere addosso Bangura che ritrova il pallone in mezzo a due. Bangura rimontato da Zeus che la recupera. Hader mangia pane in avanti per Centinaro e allora si può distendere addirittura un 5 contro 4 all'improvviso per il Gemini col cross. Ferrara in calcio d'angolo ad anticipare Messina. Tiro dalla bandierina per il Gemini. Tanto c'è un altro cambio per il Gemini, dovrebbe averli esauriti. Esce Mangiapane. E occhio al calcio d'angolo con Hader. Finalmente si batte questo calcio d'angolo con Hader che mette in mezzo secondo polo Messina, deviazione di Di Blasi, poi Zeus la ripropone al centro, altra chiusura da parte di Lodico, poi Bangura, Cimino la tiene, poi prova a lanciare ma Mardi si era fermato, allora sarà fallo laterale per il Gemini. Cambia anche il Villarosa con l'ingresso di Livolsi al posto di Mardi già ammonito, ricordo, quindi forse anche per questo mister Folisi si vuole cautelare. Messineo, la palla per Zaccone che lancia, Cava anticipa, poi Cimino, Di Salvo, Cocimano, poi Bangura, ancora Cocimano prova ad andare, incespica sul pallone che viene recuperato dal Gemini. Zeus, lungolinea per Centinaro, la palla verso Petruzzella, esce, ma c'è calcio d'angolo per il Gemini. La battuta in mezzo, colpo di testa, il salvataggio con Ferrara che ha deviato, non sa forse neanche lui come, sul colpo di testa, se non ho visto male, di Messineo, mentre Bangura mette in fallo laterale. Lio evita Livolsi, Lio prova ad andare sul fondo, Livolsi torna
cerca la giocata, Lio gli riesce, ancora Lio, ingresso in area, altro dribbling, la palla in mezzo, presi in controtempo sia Messina sia Centinaro, e azione che sfuma. Qui intanto Messineo, Hader, raddoppiato Hader, fallo. Calcio di punizione per il Gemini con Hader. Hader può battere adesso la punizione, pallone che spiove verso l'area, colpo di testa. Ancora attacco alimentato per il Gemini, cercato Centinaro che va di testa, in qualche modo la toglie Di Blasi, poi c'è il lancio con Centinaro che può arrivare, però a prendere il tempo all'avversario che però lo anticipa, in rimessa laterale. La battuta a Bangura, prova a prendere il tempo, lo anticipa Petruzzella, poi ancora Bangura a lottare, ne esce vincitore per il Gemini che esce palla al piede con Zeus, sbaglia, la palla gli torna addosso, ma sbaglia ancora, Livolsi, Zeus anticipa Caba, fallo laterale. C'è la chiusura intanto, altra rimessa per il Villarosa. La rimessa di Livolsi cercando Bangura che falleva col corpo, Bangura fermato da Zaccone in calcio d'angolo. Se l'era costruita bene il numero 9 del Villarosa che si riaffaccia in avanti con questo corner. Dalla bandierina di Salvo, la battuta di Salvo, primo palo, Cocimano con deviazione, calcio d'angolo. Mentre mi segnalano che il numero 17 è effettivamente lo Guasto, quindi soltanto un cambio di maglia per quello che doveva essere in origine il numero 8. Ferrara di testa cerca di arrivare, Camarà che va giù e ve lo dico con l'anticipo sul Lio. Hader con le mani verso Lio, lungolinea, Centinaro, cross deviato, calcio d'angolo. Regge, attaccati. L'angolo anche questo battuto da Hader. La palla che spiove, primo palo, colpo di testa di Livolsi. Hader contro Cimino, Hader sterzata, ancora Hader all'indietro con Lio, ancora Hader, il cross allontana Di Blasi, poi prova ad uscire palla al piede Bangura allarga sulla corsa di Capa allunga la falcata contro Petuzzella che resiste sempre. Capa cerca l'ingresso in area, perde l'equilibrio, perde anche il pallone, si riparte dal fondo. Ultimo quarto d'ora in arrivo, mentre prepara un altro cambio mister Folisi. C'è l'uscita di Salvo. Dovrebbe essere la mattina
a prendere il suo posto con la maglia numero 5. E Bonomo che può ripartire. Zaccone. Quel colpo di testa da parte di Messineo. Messina fa sponda su Lio. Lio prova a scavalcare, a cercare Zeus. Zeus! 3-2! Il gol di Zeus in posizione regolare. Il Gemini passa in vantaggio ed è pandemonio a Castel Termini. La rimonta completata da parte della squadra biancorossa che torna in vita per questi playoff, per questo triangolare che non smette di stupire. E Villarosa che dunque va sotto. Non succedeva da tempo di vedere la squadra di Mister Folisi in difficoltà. Intanto fallo di Hader, calcio di punizione già battuto. Cimino, l'intervento regolare e fallo laterale. Non vedo niente, ma anche io. Tanto altro petardo esploso proprio in campo. Calcio d'angolo con Bangura alla battuta. Un po' di storie tese in area di rigore. L'arbitro fischia. Bangura con la palla che arriva. Sul primo palo c'è Zeus. Bangura a battere il fallo laterale. Livolsi cerca il tocco in avanti ma sbaglia. Allora pallone scaricato in avanti dal Gemini che adesso si difende dagli assalti del Villarosa. Cocimano fermato. Hader ricomincia da Zaccone che tocca su Petruzzella con la palla per la corsa di Zeus. Zeus fermato dall'intervento di Di Blasi. Qui Hader fermato da Bangura, addirittura c'è spazio per il contropiede da parte della Villarosa, anche se rientra bene la difesa del Gemini. Qui c'è l'errore da parte in realtà di Laudani che ha preso il posto di Di Salvo. Poi Bangura per Cimino, il controllo a seguire che manda al Barzaccone. Cimino guarda la porta, pensa al sinistro e la palla alta, non di molto, sopra la traversa, con Cimino che mette paura al Gemini. Ultimi 10 minuti di partita in arrivo. Il Gemini si sta costruendo una piccola chance. Qui intanto la corsa è quella di Caba. Caba mette al centro, deviato, colpo di testa da parte di Zaccone che la fa scendere e poi calcia via. Laudani
Cocimano cerca il tacco, non lo trova, e allora Zeus può fare correre Centinaro. Centinaro colpisce di testa, ma può soltanto portarla più lontano possibile dalle parti di Amico. Ricordo che stando così le cose, considerando il 3-0 dell'Accademia Trapani sul Gemini di domenica, entrambe le squadre attualmente hanno 3 punti, ma il Gemini non potrà più giocare e dovrà fare da spettatore privilegiato della sfida del Comunale di Villarosa di domenica. Ricordo anche questa live su Sportisili. E solo con un successo con 2 reti di scarto da parte dell'Accademia si potranno valutare altre situazioni per questo triangolare, per questa prima categoria che continua a regalarci emozioni. Lo dico, palla sbagliata da Lodico. Messineo, colpo di testa di Ferrara, poi Petruzzella aggredito da Cava, ancora Petruzzella, Hader scucchiaia, colpo di testa di Lodico, poi Petruzzella svirgola, ma la palla è buona per Zeus, posizione regolare per quello che è momentaneamente il match winner della partita. Zeus, passaggio sbagliato, poi forse con una mano Camarà si continua a giocare. Bangura cerca spazio per servire i compagni, va da Cava, è l'1 contro 1 di Cava che va a puntare l'avversario, allunga adesso la falcata, però è guardato a vista dalla difesa avversaria. Cocimano viene fuori, adesso in area, Cocimano, il dribbling, Cocimano ancora, fermato, poi è palla ancora buona, ci sono 2 giocatori a terra in area, il cross di Cava, colpo di testa a metter fuori Cimino, la finta, Cimino con la palla dentro, Bonomo ad evitare il gol, poi ancora lo dico, l'ultimo tocco è il suo, e allora si riparte dal fondo. Altra occasione per il Gemini, in cui il Gemini evita guai. La battuta di Bonomo, Laudani di testa, poi Petruzzella scavalca verso Zeus, Zeus mette subito in mezzo Di Blasi, è da solo e può gestirla. Cava, Bangura, Cocimano, Camarà subito per Cava contro Messineo, ancora Cava in area, Messineo chiude, poi Bangura, c'è a terra Cava, Bangura continua, ancora Bangura che insiste, va giù, tutto ok per l'arbitro, poi provano a recuperare il pallone i giocatori del Gemini. Calcio di punizione battuto da Bonomo, lo dico, Laudani, assalto finale del Villarosa. Cocimano prova ad andare sul fondo, Cocimano mette in mezzo, Bonomo la fa sua, debole il suo tocco, poi Bonomo sbaglia il rinvio. C'è l'ultimo cambio probabilmente per il Villarosa a 5 minuti e mezzo dalla fine. Cambio che viene rimandato, allora lo dico, può battere il fallo laterale. La battuta poi sbaglia, il controllo Camarà, Centinaro prova a passare, ci riesce su Camarà, allunga la falcata, lo dico, lo ferma, rimessa Villarosa. Lo dico, con le mani, colpo di testa di Zaccone, poi Laudani, Camarà prova a passare, il tocco largo
per Cocimano, posizione regolare. Cocimano con il cross, Bangura di testa, colpisce malissimo e grazia il Gemini. Poi ancora palla lunga, Bonomo la tiene e fa salire la squadra. Poi va al lancio di testa Messina, dove c'è solo Lodico. Bangura, poi Laudani per Cava che tocca per Cocimano, ancora Cocimano sulla sinistra, Cocimano in area, Messineo fuori gioco però di Cocimano, avvertito con estremo ritardo dal signor Zangara. E allora calcio di punizione. Matteo, taglia il suo capo, Matteo! Laudani con l'anticipo su Messina. È uscita! Bangura, Camara, Ferrara per Livolsi che calcia lungo, colpo di testa di Bangura, poi prova ad arrivare Camara, si scontrano due compagni del Gemini, poi Centinaro allontana, Hader, Laudani di testa, poi ancora Bangura che prova a lottare, ritrova il pallone, lo dico, palla lunga, prova a dar fastidio, Cava non ci riesce, poi Bangura, rimontato da Centinaro, ancora si lotta su ogni pallone, Centinaro mette in fallo laterale. Andrà a battere la rimessa Lodico. Anzi è Ferrara, evidentemente vuole andare lungo con le mani. Perché Lodico adesso ha lasciato il campo, è entrato adesso la mattina con la maglia numero 5, ultimo cambio anche nel Gemini, con l'uscita di Messina. Ferrara con le mani, colpo di testa di Centinaro, poi Lio prova a girarsi, Hader, tocco largo, poi c'è la chiusura di La Mattina, la rimessa per il Gemini, c'è l'avanzata adesso di Petruzzella, il tocco per Centinaro che non riesce ad arrivare sul pallone. La Mattina, Camara, il fallo da parte di Messineo. La battuta da parte di Di Blasi che esce male dal suo piede e allora Bonomo con l'uscita. Il calcio lungo di Zaccone, il controllo di La Mattina, poi Laudani, la palla di Bangura per Cocimano in fuorigioco. Il fuorigioco. Adesso le proteste di Cocimano che si becca anche l'ammonizione. Episodio dubbio, se possiamo dire così. Mentre scade il 90esimo. E c'è l'ultimo cambio per il Villarosa.
l'ingresso in campo di Alessio Folisi. L'uscita di Cocimano, nervoso per l'episodio di quello che non possiamo neanche definire un gol annullato, perché l'arbitro ha fischiato prima, però è chiaro che presentandosi davanti a Bonomo avrebbe avuto grandi possibilità di andare a battere a rete. Capa, Bangura, Capa, altra bandierina che si alza, altro fuorigioco. È chiaro che in situazioni di questo tipo emerge anche la scarsa esperienza nel giocare con i guardaline. I guardaline chiaramente sono molto più attenti rispetto a quando si gioca con il solo arbitro a fare da giudice per le situazioni in bilico. Intanto c'è il calcio d'angolo che consente al Gemini di avanzare, di guadagnare metri e, perché no, andare alla ricerca di un altro gol che potrebbe essere ancora più importante considerando la differenza reti generale. Occhio al cross, colpo di testa di Di Blasi, anzi colpo di testa di Centinaro, e riparte dal fondo il Villarosa. Vi ricordiamo, per restare connessi con Sportisili, per guardare tutti i contenuti di tutte le partite che mandiamo in diretta, con i conseguenti highlights e con i futuri contenuti che manderemo online nelle prossime settimane, vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Sportisili, a seguirci sia su Facebook che su Instagram. Intanto entra Sollima, poc'anzi è entrato Rape, adesso entra Sollima al posto di Capa. La battuta di Amato, scusate, di Amico, il colpo di testa a mettere in movimento Lio raddoppiato, Cimino gli porta via il pallone e poi c'è la rimessa guadagnata dal Gemini con la palla verso Centinaro. Lio prova a passare, ancora Centinaro, fermato, calcio d'angolo e guadagna altri secondi preziosi il Gemini con la battuta, la palla in mezzo, troppo lunga per tutti. Allora Amico può ripartire dal fondo. Già 3 minuti di recupero giocati. La Mattina lancia lungo, cercando Sollima che allunga la falcata. Attenzione perché prova a farsi spazio. Il dribbling, ancora Sollima. Vede Camara, può essere anche zona tiro, riesce invece ad evitare Petruzzella che rientrava a grande velocità. Bangura, il sinistro, sopra la traversa. E altro tempo che scorre per il Gemini, che si avvicina ad una vittoria che sarebbe pesante. Batte Bonomo, più lungo che può. Laudani alla meglio su 3 avversari, poi Ader lo pizzica, gli porta per il pallone, la corsa di Lio che però è stanco e allora c'è l'uscita di Amico. Il lancio di Amico a cercare Cimino, affrontato da Zaccone, punizione per il Villarosa. Intanto c'è a terra Messineo. Calcio di punizione per il Villarosa, si gioca. 5 minuti già trascorsi. La Mattina alla battuta
pallone scodellato verso il cuore dell'area di rigore, il colpo di testa, poi c'è il tentativo deviato, attenzione a Camarà, poi la conclusione, ma era tutto fermo, era fuori gioco. E Bonomo che già calcia in avanti perché c'è Lio che vuole ricevere di testa Bangura, ma Lio ne può approfittare, allunga la falcata, la mattina lo chiude, rimessa Gemini. E Gemini che quantomeno tiene lontana la minaccia. Bangura interviene, ma è finita la partita. Il Gemini batte il Villarosa per 3-2 con una rimonta dallo 0-2 dopo la doppietta di Cimino nel primo tempo. Poi sempre nel primo tempo i gol di Hader e il pareggio di Messina. Nel secondo tempo Zeus, entrato in campo proprio nel secondo tempo, consente al Gemini di vincere questa partita. Ricordo che adesso la classifica del triangolare vede Gemini e Accademia Trapani, scusate, in testa con 3 punti ciascuno, con il Gemini che non ha più partite e soprattutto ha una differenza reti di -2, considerando il 3-0 subito dall'Accademia nella vittoria di oggi. Villarosa che con questa sconfitta rimane a 0 con una differenza reti di -1, Accademia Trapani che può permettersi di pareggiare per passare il turno e per approdare in promozione. Da Sportisiti, da Francesco Camuca, da tutta la nostra redazione, l'appuntamento a domenica proprio per la gara finale di questo triangolare di fronte al Comunale di Villarosa, gli uomini di Mister Folisi e l'Accademia Trapani. Vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito, restate su Sportisiti, iscrivetevi per vedere anche gli highlights di domani di questa sfida. Alla prossima!